Centro anch'io. Centro anch'io. Ci risiamo, amiche e amici di Teletutto, bentrovati a Centro Anch'io speciale C'era una volta. Guardate un po' che cosa vi presentiamo oggi. Che sarà mai? Che sarà sto oggetto? Guardate la forma, guardate i piedi, si apre, c'è un coperchio di legno con pomelli e dentro c'è la lamiera zincata, vero Federica? Bravissimo, ed è un bidet. È il bidet della contessa. Poi tu che leva benissimo, questo era un apparecchio igienico a forma sembra una chitaro, quasi una chitaro, però le mie una chitaro, e veniva usato appunto dalle persone un pochino più facoltose per lavarsi le parti intime, e si poteva riempire di acqua calda perché questa vaschetta zincata era si poteva estraibile, estrarre, bravissimo, si poteva estrarre, si inseriva dentro, ovviamente non c'è lo scarico perché non c'è l'acqua corrente, esattamente, e si faceva bidet di questi tipi, pensate, erano presenti appunto solo nelle famiglie dei nobili del paese, perché le donne dei contadini infatti usavano per lavarsi un normale catino da camera. le donne gli uomini, Federica. Io ma vavo, altri si sempre stai spurchino, io ma va, salogna a te. Andiamo in centro a vedere come sono andate le cose. Siamo tornati in piazza Vittoria in compagnia di questo signore simpaticissimo che si chiama Mario. Mario, confermo, Mario. Conferma il nome. Lei, signor Mario, bresciano? No, sono di Cremona. Che però cremonese a Brescia, che è venuto a fare a Brescia? Dica. Perché Brescia è una bella città. E adesso se la stanno sentendo a Cremona di che Brescia è una bella città. Nulla. Nulla? Assolutamente nulla. Può tornare a casa? Tranquillissimo. È molto bella anche Cremona. Sì, certo. Anche Brescia. Forse di più. Mario si sta sbilanciando. Ma Mario, che cos'è questo? È in uso una volta nelle cascine dei nostri genitori e dei nostri nonni. C'è questa base di legno con questo filo di ferro a spirale e si metteva, secondo... La candela. La candela, sì, un portacandela. Candela, con la E lunga. Sì, candela. Certo. Ecco, qual è il nome corretto, Mario, secondo lei? Peo o portacandela? Dai, si parla di candele, quale sarà il nome? C'è il tranello, non c'è il tranello. Non c'è il tranello. Non c'è il portacandela. È il portacandela. La peo è la bambola. È vero, la pua, sì. Da voi è pua? Sì, la pua. La pua. Vedi? Da noi è peo. Vabbè, saluti a Cremona, la città, le 3T. Vabbè, sì, però non me le faccia dire. No, per carità, poi. Quarta, però. La scopriremo prossimamente. Grazie. Tognazzi, ok, già mi stavo a preoccupare. Grazie. State bene. Bravo Mario col portacandela, era facile questo. Ciao. Non poteva sbagliare. Allora, guardate qua questo attrezzo che personalmente non ho mai visto. Ma Dio, io sì, Ma va. Ma se era il ciaparane. È il ciaparale, guardate quanto è bello. Ma non era proprio così. Non era proprio così, perché il manico noi l'abbiamo accorciato, ma dovete immaginarlo molto più lungo. E in fondo a questo manico veniva collocato questo pezzo di sugri nel quale erano infilzati questi spuntoni. Questi spuntoni sono i raggi delle biciclette. Avete immaginato i raggi delle biciclette tolti e inseriti qui e creavano questo ciaparane. Quindi manico lungo, Federica, o chi per lei veniva utilizzato delle fossanerie, le rane e zac! Quindi lontani con se questo manico lungo. Se tu fossi la rana, io devo fare la rana. Tu fai crac, e così e poi non cracra più. Che scena pietosa. È il ciaparale. E dopo delle rane che si faceva? Ecco, si mangiavano, si cucinavano, mamma mia che bellezza. Con il ciaparale vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito anche in queste 15 puntate. Grazie anche a Emanuele Carpella per la regia e la messa in onda e agli amici del Museo della Civiltà Contadina di Mairano, in modo particolare del caro Adriano. Grazie a tutti, alla prossima, ciao. Centro anch'io.